cari confratelli, in particolare miei cari confratelli parroci, e saluti anche per tutta l'equipe pastorale e consigli pastorali delle nostre parrocchie. Mi rivolgo a voi perché il settore della pastorale giovanile della nostra congregazione e dopo il Rettor Maggiore con il suo consiglio ha fatto, credo, una bella e profonda riflessione, giustamente, su questa realtà straordinaria, grande, bella, che offre tante possibilità. E parlo delle parrocchie che abbiamo e confidate a noi come salesiani di Don Bosco e nelle chiese locali. Oggi la realtà delle parrocchie nel mondo salesiano della congregazione sono più di 2800, vuol dire una grande potenzialità. Sappiamo che è stato lo zelo di Don Bosco che lo ha portato a sognare a Baldocco quella, tra virgolette, parrocchia per i ragazzi che non avevano nessuna parrocchia. Alla fine, nel 1887, Don Bosco aveva accettato 7 parrocchie, tra queste la prima nella città di Buenos Aires, il quartiere di La Boca. È stata la prima chiesta a Don Bosco in quel momento per Monsignor Caliero. Bene, da quel momento fino ad oggi potete vedere tutto il cammino che abbiamo fatto con, come vi ho detto, questa realtà numerosa delle parrocchie. E posso aggiungere anche un altro dato storico che ci illumina. Una delle delibere del 4° capitolo generale con Don Bosco presente fa riferimento giustamente ai parroci e chiede a loro una predilezione speciale per gli ammalati e per i ragazzi, specialmente i più poveri. Come possiamo vedere, il punto essenziale è quello di rispondere sempre ai bisogni della missione, ma con quegli elementi carismatici che sono proprio giustamente del nostro carisma e che è quello che la Chiesa locale, tutte le chiese locali possono aspettare di noi, perché un genericismo non ci serve per niente. Carissimi, le mie parole vogliono invitarvi a tutti voi a prendere con un grande cuore salesiano questa realtà bellissima che è il campo della missione delle parrocchie a noi affidate. Parrocchie che sono, come ho detto, una grande potenzialità per la evangelizzazione e per offrire quegli elementi carismatici che daranno una ricchezza e un di più. Parrocchie che hanno tutto il senso quando la nostra predilezione nel nome del Signore rivolge la vista ai giovani più bisognosi, alle famiglie più bisognosi, ai ragazzi più poveri. Parrocchie che per noi devono essere popolari, è una delle nostre caratteristiche. Parrocchie aperte naturalmente a tutti, perché forma parte del cuore salesiano questa capacità di accoglienza. E così tanti altri elementi che abbiamo riflettuto. Vi offriamo questa riflessione e vi chiedo veramente di accoglierla con vero affetto. Così abbiamo fatto anche noi il lavoro. Un grazie al settore della pastorale per questo cammino fatto e un grazie a tutti voi, carissimi confratelli nelle presenze del mondo, e di un modo particolare a voi, cari confratelli parroci, e a tante persone, laici e laiche, perché insieme offriamo e cerchiamo di offrire il nostro meglio, anche come salesiani di Don Bosco e il carisma ricevuto dal Santo Spirito in questa risposta e campo di missione che sono le parrocchie.
Grazie e con tutto il cuore a presto. Ciao!